Dramma, silenzio e un cuore che si ferma nel cuore di Napoli. Una notizia che scuote la musica italiana dalle fondamenta. Iscriviti subito al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo della musica napoletana. Perché oggi parliamo di una perdita che cambia la storia della canzone partenopea. Quando ho letto della scomparsa di Vincenzo D'Agostino, ho capito immediatamente che non stavamo parlando solo di un autore. Stavamo parlando di una penna che per 40 anni ha modellato emozioni collettive. Morto a 64 anni a Napoli, all'ospedale del Mare, dopo un arresto cardiaco conseguente a una crisi respiratoria mentre combatteva da mesi contro un tumore al polmone. Una battaglia silenziosa, come spesso accade ai grandi artigiani delle parole. Oltre 3.600 canzoni firmate, più di 20 milioni di copie vendute nel mondo, numeri che, se li analizziamo con freddezza professionale, raccontano una cosa precisa: continuità, produttività, ma soprattutto centralità culturale. Non è semplice restare rilevanti per 4 decenni in un mercato che cambia linguaggio ogni 5 anni. Lui ci è riuscito. La sua storia parte dagli anni '80 a Napoli, ma il vero salto avviene con l'incontro con Gigi D'Alessio. Un sodalizio che non definirei soltanto artistico. È stata una costruzione identitaria. Brani come Annaré, Cent'anni, Non mollare mai, Mon Amour e Como suena il corazón non sono soltanto hit, sono colonne emotive di un pubblico trasversale. E quando arrivano sul palco del Festival di Sanremo con Non dirgli mai nel 2000, Tu che ne sai nel 2001, L'amore che non c'è nel 2005 e Respirare nel 2012, in coppia con Loredana Bertè, la consacrazione è totale. Qui mi fermo un attimo, perché Sanremo è un banco di prova feroce. Sopravviverci una volta è difficile. Tornarci più volte con brani competitivi significa avere una scrittura capace di adattarsi senza snaturarsi. D'Agostino ha sempre mantenuto un equilibrio tra tradizione napoletana e pop nazionale. E questa, a mio parere, è stata la sua vera forza: parlare al cuore popolare, senza mai perdere struttura melodica e coerenza narrativa. Non dimentichiamo che ha scritto anche per Anna Tatangelo con Ragazza di periferia e per Sal Da Vinci con Non riesco a farti innamorare. Terzo posto a Sanremo 2009. E proprio con Sal Da Vinci firma uno dei fenomeni più impressionanti degli ultimi anni: Rossetto e caffè. 450 milioni di click tra download, YouTube e suoni su TikTok. Qui entriamo in un altro capitolo, l'era dello streaming. Non è comune che un autore cresciuto nell'epoca delle cassette e dei CD riesca a dominare anche l'algoritmo digitale. Questo dato, tecnicamente, racconta una capacità di aggiornamento rarissima. Quando Gigi D'Alessio pubblica su Facebook la frase senza parole con un cuore spezzato, il messaggio è chiaro: non è solo la perdita di un collaboratore, è la perdita di un fratello artistico. E io credo che dietro quel silenzio ci sia il peso di decenni condivisi tra studi di registrazione, tour, notti creative. Dal punto di vista critico, posso dire che la scrittura di D'Agostino non era sperimentale nel senso accademico del termine. Non cercava la rottura linguistica. Cercava l'immediatezza e qualcuno potrebbe averla definita semplice. Ma attenzione, semplicità non significa banalità, significa sintesi. E la sintesi è la forma più complessa di scrittura popolare. Arrivare a milioni di persone senza filtri elitari è un'arte. Ma Camera Ardente sarà aperta nella chiesetta dei Santi Giovanni e Paolo a Napoli e i funerali si terranno nella parrocchia omonima in piazza Ottocalli. Questo dettaglio restituisce il senso di radicamento territoriale. Nonostante i numeri internazionali, D'Agostino è rimasto profondamente legato alla sua città. Napoli non era solo sfondo, era matrice culturale. Mi colpisce un altro aspetto. 3.600 canzoni significano disciplina quotidiana. Significa accettare che l'ispirazione non basta, serve metodo, serve mestiere. E nel panorama italiano, dove spesso celebriamo solo i volti e dimentichiamo gli autori, la sua scomparsa riporta l'attenzione su chi costruisce le fondamenta invisibili dei successi. Questa morte segna la fine di un'epoca? Forse no, ma certamente chiude un capitolo importante della canzone napoletana moderna, perché D'Agostino è stato il ponte tra la tradizione classica di Mario Merola e Nino D'Angelo e la dimensione pop più mainstream, un ponte che oggi non sarà semplice ricostruire con la stessa naturalezza. Io credo che il suo lascito non sia solo nei numeri, ma nella capacità di raccontare l'amore in modo diretto, senza sovrastrutture. In un'epoca in cui la musica tende spesso all'effetto immediato, lui ha dimostrato che la melodia e la parola possono ancora camminare insieme e conquistare generazioni diverse. Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi.
Qual è la canzone che vi ha segnato di più tra quelle scritte da Vincenzo D'Agostino? Lasciatemi un commento qui sotto e condividete il vostro ricordo. E se volete restare sempre aggiornati sulle notizie che scuotono il mondo della musica e dello spettacolo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non lasciarvi sfuggire i prossimi approfondimenti.